questa è la copertina. Sono maschio e lui è femmina. Bello galletto, No. Avanti, innanzi. E perché oggi c'è un Buonasera a tutti, noi siamo una compagnia di rievocazione storica denominati Cavalieri Antica Locanda. Oggi vi faremo vedere quello che in tutto il periodo medievale o il 500 qui nel comune di Mandas poteva essere una cosa normalissima, e benché che cosa? Quello che era il giudicare i reati, in questo caso il bacio di una donna, perché dovete sapere che prima senza il consenso della donna non si poteva fare nulla, lo diceva anche la Carta di Romu, quindi a chi andava oltre il dovuto veniva condannato, e noi vi faremo vedere questa sentenza. Questa sentenza ve la faremo vedere in piazza Sant'Antonio. Adesso qui vi voglio presentare due nostri cari amici, uno è Asinello e l'altro Asinello 2, perché non so come si chiamano, e va bene. Prego, scusi, se qualcuno vuole dare il nome le battezziamo adesso, ma no, va bene così. Ecco Pinocchio, bravo, Pinocchio, perché quindi adesso la mia collaboratrice, prego collaboratrice, grazie, non si offenda. Questa signori è la bombarda, come vedete. Questa bombarda era utilizzata nei campi di battaglia e serviva più che altro per mettere fuori uso il nemico. Come? Non neanche ammazzandolo, perché purtroppo, per fortuna non è che facesse tutto quel male in quel periodo, però le rendeva inefficienti alla guerra. In che modo? Lanciava dei chiodi a 3 punte dall'altezza degli occhi, e quindi questo movimento portava alla cecità a chi erano i soldati che avevamo di fronte. Quello che vi dico adesso è questo fa un bello scoppio, quindi non spaventatevi, è normale che la bombarda facesse questo rumore, e infatti è la seconda cosa che impauriva i soldati, questo rumore enorme, che prima l'unico rumore che si poteva sentire in natura di questo scoppio erano i tuoni, va bene? Quindi sapendo che il nemico poteva avere un tuono dentro un fucile, questa era una bella novità. Quindi adesso iniziamo. Si chiamerebbe bombardi. Adesso facciamo sparare una bombetta per farvi capire un petardo, qual era il suono di un petardo con il suono di questo. Prego. Presenta gli asinelli. Quindi si abitua. Adesso iniziamo. Allora, signori qui come vedete,
come voi vedete qui ho una fiaschetta, qui dentro cosa c'è? C'è la polvere da sparo, detta brovura in sardo, infatti me la naranta, quindi mi sa brovura, no? Proprio era un modo, un detto un po' spregiativo. Come è composta la polvere da sparo? Da 3 ingredienti, dallo zolfo, sal nitro e carbone. Non vi dico le quantità, se no diventate tutti Bombaroni. Bravo, bravo. Adesso inizio il caricamento della bombarda. Quindi vediamo la quantità che è questa, adesso lo vedete. Facciamo doppia carica così vi faccio spaventare bene bene. La bacchetta, questa bacchetta serviva per detto anche caltazzoio, si mette altra polvere da sparo, ripeto, per avere un po' più di potenza. Ricarico, legando su piattaforma su Nebius, però era quello. Adesso mettiamo O viceversa. la pezzuola. Che cos'è questo? È la borra detta in gergo per i cacciatori. Perché è la pezzuola? Serviva per contenere la pressione della polvere da sparo. Ne mettiamo 2 per avere una pressione ancora più forte. Se ho l'armatura così che scopro non mi faccio nulla. Quella che posso Mettiamo un po' di paglia, me la famiglia un po'. Un po' di sale, pepe, Adesso signori ammetterò la polvere da sparo dove? In questo buchetto che voi vedete che si chiama focone, vedete? No, ma non può passare per forza, scusi. Siete pronti? No. Di quelli che sono qui andranno ammazzati, ma non fanno ammazzati, accecarsi semmai. non spaventatevi. Vado? Vada Filini, va! Oh, non posso lavare la mano. Attenzione! Ecco perché non mica scappa. Perché non è finita! È un diesel. Secondo caffè mi andava. No, di speciali, Davide, prendi quelle di te. Ma inizia già a mettere. Ora mi do una procura. Ma c'era la prima fila, la seconda fila. Susanna, a te. No, a lei no, perché come c'era magari Spagna mira. Quando sparo
Ma l'accendino era già stato inventato, sì. L'accendino al modello.